La tragedia d'Abano svolta nella morte della 37enne Nicoletta Rotaru. Non si tolse la vita ma fu strangolata dal compagno che inscenò il suicidio. Ad incastrarlo un audio del cellulare che la donna usava per registrare le violenze dell'uomo. 7 anni fa la 37enne si era candidata alle elezioni di Abano con una lista civica. Comunità sotto shock, i vicini ricordano la gelosia dell'uomo e le liti. Il corpo senza vita di un 50enne trovato nel bosco dei ferrovieri in zona Calte. A Vicenza la macabra scoperta degli attivisti Notave del centro sociale Bocciodromo. Ancora tragedia in montagna, giovane escursionista di Ravenna precipita in comune di Val di Zoldo e muore di fronte all'amico che lo accompagnava. A distanza di 40 anni la morte di Antonio Bisaglia, storico esponente veneto della DC, continua a far discutere. A Focus l'amico collega di partito Settimo Gottardo ribadisce la teoria più inquietante ma sempre smentita dalla giustizia. A Verona il grande raduno nazionale degli scout verso il clou. Dopo Gianni Morandi stasera il concerto di Roberto Vecchioni e domani la messa con il cardinale Zuppi. Domani dalle 17:45 un appuntamento particolare sulla nostra emittente, in diretta alla Varia di Palmi, antichissima e partecipata festa religiosa che ogni anno attira nel paese calabrese decine di migliaia di persone. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. L'ennesimo femminicidio nella nostra regione, scoperto un anno dopo. La vittima, una 39enne di Abano Terme, uccisa dal marito che poi aveva simulato il gesto estremo. La svolta nelle indagini grazie ad un audio del telefono della vittima che aveva registrato il delitto. Che racconta passo dopo passo le fasi dell'omicidio, ad incastrare l'aguzzino proprio la sua vittima che prima di essere uccisa ha attivato la registrazione con il telefono di quella lite trasformatasi nella cronaca dell'ennesimo femminicidio. Nicoletta Rotaru, 39 anni, è stata uccisa la notte del 2 agosto 2023. Il compagno Eric Zorzi, da cui si stava separando, ne aveva inscenato il suicidio. La coppia conviveva ancora in questa casetta nel quartiere di Monte Ortone ad Abano Terme. Nicoletta aspettava di firmare il contratto a tempo indeterminato per lasciare quella casa e trasferirsi con le 2 figlie piccole. I litigi con il compagno erano frequenti. Lui la aggrediva non solo verbalmente ma anche fisicamente. Quella notte, rientrata a casa come altre volte, Nicoletta Rotaru aveva deciso di registrare con il telefono l'ennesima lite, gli insulti che riceveva dal compagno, non sapendo però che questa volta la registrazione avrebbe raccontato il suo delitto. Eric Zorzi aveva chiamato i soccorsi all'alba del 2 agosto del 2023 dicendo che la moglie si era chiusa in bagno e non rispondeva. I sanitari arrivati sul posto con facilità avevano sfondato la porta trovando la 39enne ormai morta rannicchiata nel box doccia con una cintura di pelle stretta al collo. Sembrava un suicidio ma qualcosa non tornava. Nicoletta era pronta a rifarsi una vita, aveva prenotato una vacanza con le figlie e poi c'erano i racconti dei familiari, quelle tensioni di coppia, le liti per la gelosia di lui e la separazione. I medici del 118 inoltre avevano sfondato la porta del bagno con facilità, perché allora il marito non era riuscito a fare altrettanto? I carabinieri avevano acquisito il telefono di Nicoletta e qui hanno trovato l'audio di quella notte. Si sentono le urla, i rumori dell'omicidio, il corpo trascinato. Poi si scopre anche che il pannello centrale della porta del bagno si poteva rimuovere e riposizionare chiudendolo dall'interno con un chiavistello. Eric Zorzi aveva ucciso Nicoletta dopo che lei si era assopita a letto. È stato arrestato per omicidio aggravato. Per il 17 settembre è prevista l'udienza preliminare. Il paese di Abano Terme è ovviamente sotto shock. Nicoletta Rotaru era una donna impegnata anche per la sua comunità. Ciao, sono Nicoletta Rotaru. Faccio parte del movimento civico Cambi Abano. La città deve essere un luogo da vivere. I suoi spazi, le sue strade devono tornare ad essere vissuti dai cittadini, soprattutto dai più piccoli. Pensava al bene comune dei suoi concittadini e alla sicurezza per i bambini. Ecco la Nicoletta Rotaru nel 2017, quando si era candidata consigliera comunale ad Abano con la lista civica Cambia Abano. In questo video Nicoletta spiega il suo impegno. Tuttavia, in particolare negli ultimi anni, anche la nostra città è diventata un posto dove non è sempre facile muoversi in sicurezza.
Accanto a lei Michele Di Bari, l'allora candidato sindaco, che in queste ore ha preso la notizia con enorme tristezza e amarezza. Da uomo, da cittadino, da professore di diritto costituzionale non posso non pensare che facciamo ancora troppo poco per contrastare questo fenomeno che è prima di tutto culturale. Spero che il sogno di una società dove nessuna donna debba più avere paura di un uomo diventi presto realtà, ci ha scritto Di Bari ricordando il percorso partecipato di Nicoletta. Il quartiere di Monte Ortone, dove viveva la donna uccisa dall'ex compagno Eric Zorzi, è incredulo. Io avevo solo sentito da amici e parenti qui che era successo questa cosa di questa signora che appunto aveva avuto dei problemi, ma altro non lo so. Sapeva se c'erano litigi con la moglie? No, mai sentito. Mi sono restato perché è una brava ragazza, conoscevo anche lei. Non si aspettava che Eric potesse uccidere la Per me è un bravo ragazzo. Mi veniva stata a moto e morto. Non le aveva mai detto se aveva problemi con la moglie? Mai. Sono in pochi a voler parlare, 2 persone riservate, qualche saluto di cortesia, anche se le sirene dell'ambulanza e dei carabinieri quella notte del 2 agosto di un anno fa non erano passate inosservate. Il signore non lo conosco, so che ha avuto dei problemi e c'era stato un po' di movimento una sera qui, delle urla e altro, ma altro non ho sentito. Nessuno però immaginava questo epilogo sconvolgente. Le tensioni e la gelosia morbosa dell'uomo però erano note ai familiari della coppia. Lei voleva andarsene di casa. L'intera comunità di Abano Terme è sotto shock. Il primo pensiero va ai familiari naturalmente della povera donna e naturalmente l'attivazione di tutti quei servizi sociali di aiuto e di accompagnamento che abbiamo prontamente attivato. Nicoletta Rotaru è l'ennesima donna vittima della violenza maschile. A maggio a Vigonza, già da Zanola, era stata uccisa dal compagno che l'aveva gettata dal cavalcavia vicino a casa dopo averla stordita con i farmaci per inscenare, anche in questo caso, un suicidio. Prima era stata uccisa a Bovolenta Sara Burattin, l'ex compagno si era poi gettato nel Bacchiglione. Vanessa Ballan a Riese, uccisa da un uomo con cui aveva avuto una relazione, e poi il caso più noto, quello di Giulia Cecchettin, la studentessa uccisa dal suo ex fidanzato e compagno di università. E l'Ordine dei giornalisti del Veneto interviene sulle modalità che hanno portato all'ufficializzazione ad un anno dei fatti della notizia del femminicidio di Abano Terme, di cui è rimasta vittima la 37enne Nicoletta Rotaru. Stupisce, afferma il presidente Giuliano Gargano, che la notizia venga fuori a distanza di così tanto tempo e senza una comunicazione ufficiale della Procura. Già in passato abbiamo segnalato una lettura troppo restrittiva della legge Cartabia. È necessario che si torni ad un rapporto professionale aperto e franco tra procuratori e giornalisti. Gargano annuncia che investirà della questione il Consiglio dell'Ordine del Veneto. Il delitto è stato commesso un anno fa, il 2 agosto del 2023, e inizialmente derubricato come suicidio. Le indagini, l'abbiamo sentito, hanno portato ad una conclusione diversa ed il marito è stato arrestato a marzo di quest'anno con l'accusa di omicidio aggravato. Fatto salvo il sacrosanto rispetto della presunzione di innocenza, conclude il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, è altrettanto importante il diritto di informare i cittadini, a partire dal concetto di interesse pubblico richiamato anche dalla norma. L'aumento delle denunce e delle telefonate al numero antiviolenza 1522 dimostrano come sui femminicidi non si possa tacere. Ed ora la scomparsa della donna americana svanita nel nulla mentre era in Spagna. Le indagini continuano dopo le ricerche del suo corpo a Cogollo del Cengio. Il mistero della scomparsa di Anna Maria Henao. Se le ricerche del suo corpo nel Vicentino restano sospese, la vecchia via del Costo a Cogollo del Cengio nel frattempo è stata riaperta dopo il sopralluogo degli inquirenti italiani, spagnoli e statunitensi. Il caso è tutt'altro che concluso. Un vero e proprio giallo internazionale di cui parlano i media internazionali, europei e americani. Chissà parli, insiste il legale della famiglia di Anna rivolgendosi ai giornalisti. A Cogollo infatti si sospettava la presenza di un complice del marito serbo che
arrestato in Florida per rapimento della moglie quarantenne, è fortemente indiziato anche della sua definitiva scomparsa. La coppia di imprenditori informatici che viveva in Florida si stava separando con il patrimonio comune ancora da dividere. La donna, che aveva chiesto il divorzio, intanto si era spostata in Spagna, a Madrid, da un'amica, ma a febbraio aveva improvvisamente fatto perdere le sue tracce. Esisterebbero prove schiaccianti verso il marito, a partire dai dati del GPS della sua auto, ripresa anche dai circuiti di videosorveglianza che dalla Spagna ha indugiato anche nel Vicentino nel suo viaggio verso Belgrado. Più volte sarebbe passato proprio in questi boschi verso l'altopiano. L'ipotesi più accreditata è che dopo aver ucciso la moglie, l'uomo l'abbia rinchiuso il corpo in una valigia, poi sparita. Restiamo a Vicenza, macabra scoperta in un bosco nel quartiere Ferrovieri. Il corpo di un uomo di mezza età è stato ritrovato disteso su una altana realizzata dagli attivisti NoTAV. Un uomo dall'apparente età di 50 anni è stato trovato morto nel boschetto a ridosso di strada Caalte, nel quartiere dei Ferrovieri. A fare la macabra scoperta alcuni attivisti del centro sociale Bocciodromo, che da qualche mese stanno occupando l'area con alcune installazioni per protestare contro la TAV in prossimità dei cantieri e delle prime abitazioni abbattute a ridosso della linea ferroviaria. Questa mattina, come spesso capita sabato mattina perché le persone non lavorano, siamo venuti qua a fare la manutenzione del verde. Eravamo dall'altra parte del bosco e abbiamo fatto dei giri di qua, abbiamo visto una persona sulla torretta, pensavamo stesse riposando, stesse dormendo, e quando ci siamo avvicinati ci siamo resi conto che non rispondeva e che era morta. Abbiamo chiamato le autorità. Che ipotesi che possa essere? No, non sappiamo, non conoscevamo, stanno facendo i rilievi, quindi lo identificheranno, spero. Immediato l'arrivo sul posto delle volanti della questura e del reparto investigativo della polizia scientifica, che una volta delimitata l'area hanno iniziato a ispezionare il cadavere e la zona circostante, catalogando i reperti e raccogliendo testimonianze. Al momento l'identità dell'uomo resta ignota, come pure le più probabili cause della morte. Conclusa questa fase ricognitiva, gli agenti sono rimasti in attesa dell'autorizzazione del magistrato per la rimozione del cadavere e l'arrivo delle pompe funebri. Un evento drammatico che ha molto scosso e impressionato i giovani che hanno fatto la triste scoperta. È uno shock, è una tragedia, altro non viene da dire altro, insomma. A distanza di 40 anni la morte di Antonio Bisaglia, storico esponente veneto della DC, continua a far discutere. A Focus l'amico e collega di partito Settimo Gottardo ribadisce la teoria più inquietante ma sempre smentita dalla giustizia. Si sapeva che Bisaglia non sapeva nuotare, questo era noto a tutti, anche a me. Tutti, molti, già allora avevano detto sì, certo, c'è stato un colpo in testa. Un dibattito che dura da 40 anni esatti, perché se è vero che la versione ufficiale della morte dello storico esponente della DC veneta Antonio Bisaglia, confermata dalla giustizia, è sempre stata quella di una caduta fatale, è altrettanto vero che fin da allora la schiera di chi credeva in qualcosa di diverso, addirittura l'omicidio, si è allargata a macchia d'olio. Soprattutto dopo la morte altrettanto inquietante del fratello di Bisaglia, Monsignor Mario Bisaglia, ritrovato cadavere 8 anni dopo, nel 1992, nel lago di Centrocadore. La tragedia in acqua, come Antonio, caduto in mare a causa di un'onda anomala dal panfilo Rosalù, al largo della costa del Golfo Ligure, il 24 giugno 1984, sull'imbarcazione di proprietà della moglie Romilde Bollati di Saint-Pierre, sposata l'anno prima. A Focus, Settimo Gottardo, altro storico esponente della DC, ex sindaco di Padova, uno che Bisaglia lo conosceva molto bene, torna a parlare con forza dell'ipotesi che ha sempre creduto concreta nel profondo. Quella ferita lacero contusa alla testa che sembrava incompatibile con l'urto sulla battagliola, la ringhiera del panfilo, e più simile al colpo di una catena, è il fatto che fin da subito in molti parlarono proprio di un colpo in testa. E siccome nessuno riusciva a giustificare questo colpo in testa, sapete la versione che mi hanno dato all'epoca, quando anch'io la sostenevo? Sì, forse lui è sceso giù dentro la stiva della nave e ha trovato che forse c'era stato un tradimento della moglie con qualche marinaio. Però questa versione sudicia è impropria, è falsa. È chiaro che stava nascondato che qualcuno gli aveva dato un botto in testa
e gli ha dato la botta in testa perché lui aveva scoperto un eventuale, improbabile, impossibile tradimento matrimoniale. Insomma, per Gottardo il fatto che si cercasse di gettare fango sulla coppia inventando un falso movente dimostra come ci fosse l'imbarazzo di dover giustificare quanto avvenuto. Nessuna autopsia sul corpo, altro elemento che ha alimentato le teorie negli anni. E ancora, Gottardo fu uno degli esponenti di C chiamato a presenziare come guardia d'onore ai funerali di quello che era il presidente del gruppo parlamentare democristiano in Senato. Guardando quella cassa, me lo ricordo come fosse adesso, era una cassa dentro la quale ci sarei stato a fatica io. Ma Bisaglia era esattamente il doppio di me. Io pesavo allora poco più di 45-48 kg. Bisaglia era sui 90 kg, ero un omone. E in quella cassa lì non poteva starci, non ci stavo io. Tanto più se anche annegato. Io ho visto purtroppo nella mia vita anche corpi di annegati, questi si gonfiano ancora di più, non si restringono. Quindi lì non c'è ombra per me di dubbio. La storia ufficiale non ha mai avuto dubbi. Antonio Bisaglia è morto per una disgrazia e come tale la verità è questa. Ma per Gottardo resterà una vicenda aperta. È una storia giallo da giallo che fa parte dei tanti misteri di questa Repubblica. Ancora tragedie della montagna. Ieri sera in Val di Zoldo un giovane di 26 anni originario di Ravenna è morto dopo essere precipitato dal sentiero Tivan. Ha perso la vita a soli 26 anni Giorgio Allegri, ravennate, mentre assieme ad un amico stava percorrendo il sentiero Tivan che dal rifugio Coldai in comune di Val di Zoldo si estende in un anello alle pendici del versante sud-est del monte Civetta. Erano circa le 18 di ieri quando la persona che lo accompagnava in evidente stato di shock ha allertato la centrale del SUEM dopo aver visto il giovane precipitare dal sentiero e ruzzolare tra salti di roccia per circa 150 metri. L'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore ha individuato il luogo dell'incidente e ha calato l'equipe medica che ha subito constatato le gravissime condizioni del 26enne per poi issarlo a bordo dell'aeromobile e trasportarlo d'urgenza all'ospedale di Pieve di Cadore, dove purtroppo si è spento accanto ai medici che hanno fatto tutto il possibile per salvarlo. Classe 1998, Giorgio Allegri, laureato in ingegneria al Politecnico di Milano, si era da poco trasferito per lavoro ad Anversa in Belgio e si trovava sulle Dolomiti per trascorrere le vacanze assieme ad un gruppo di amici. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità di Ravenna, che lo ricorda attraverso le parole dell'assessore allo sport e della Federazione Italiana Nuoto, poiché Allegri, esperto pallanotista, era stato capitano della Pallanuoto Ravenna, società che oggi non ha saputo trovare le parole per descrivere il dolore di questa perdita. Ed è stato trovato senza vita il corpo di Levin Weituschat, lo studente tedesco di 25 anni che il 9 agosto scorso era scomparso mentre stava percorrendo in solitaria la via del Centenario sul Gran Sasso. Il ragazzo fino a poche settimane fa abitava a Padova, dove era impegnato nel progetto Erasmus che lo aveva portato a studiare alla Facoltà di Scienze Forestali. Le ricerche sono state lunghe e difficili perché il 25enne era partito da solo, ma alla fine il corpo è stato ritrovato in un dirupo. A Verona, ora, dove continua la route nazionale Agesci, che vede oltre 18.000 capi scout riuniti a Villa Buri tra incontri, confronti ed approfondimenti sul tema della felicità. Secondo me abbiamo bisogno di ritrovare la passione, no? La passione per i nostri sogni, è quella che ti guida un po'. Infaticabile animatore di comunità solidali che da 20 anni operano nel Casertano su beni confiscati alla camorra è Simmaco Perillo, uno dei protagonisti dei tantissimi incontri organizzati alla route nazionale di Agesci. Il tema, quello della felicità, di vivere una vita giusta. Sono convinto che sono pieni di sogni tutti, però sogni individuali, perché è tutto costruito per renderti individuale. Se riuscissimo in qualche modo a condividerli, a provare in qualche modo a perdere un pezzetto per raggiungere quello dell'altro, allora si riaccende un fuoco che diventa un po' più difficile fermarlo e diventa l'opportunità per tutti. Sul grande prato di Villa Buri a Verona continua la route di Agesci, che vede oltre 18.000 capi dell'associazione guide scout cattolici da tutta Italia e di tutte le età riuniti a confronto, in momenti di riflessione, approfondimento ed anche di
divertimento. A raccontarsi di fronte ad un'ampia platea di capi scout anche Zakia Seddichi, vedova dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso in Congo nel febbraio del 2021 e che da allora si dedica ad iniziative umanitarie. La felicità è comunque importante anche il fatto di trasformare i dolori, trasformare cose brutte nelle cose belle. Quindi cercare il positivo anche nelle cose complicate. Io cerco di fare così per anche poter fare crescere le nostre 3 bimbe e poter trasmettere anche i nostri valori ideali che con Luca volevamo insegnare. Per gli eventi serali, dopo Gianni Morandi, tra gli altri si esibirà Roberto Vecchioni, evento conclusivo, la messa celebrata dal cardinale Zuppi e la partecipazione del vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Al Lido di Venezia, ora dove è pronta a scatenarsi la caccia ai divi di Hollywood sul red carpet della Mostra del Cinema. Cosa faranno e soprattutto dove andranno George Clooney e Brad Pitt durante la loro breve permanenza in Laguna? Se lo stanno chiedendo in tanti da quando è stato annunciato che il film Wolf, tra gli eventi principali e più attesi della mostra, sarà proiettato domenica 1 settembre nella sala grande del Palazzo del Cinema al Lido. Il direttore Alberto Barbera resta abbottonato e non potrebbe essere altrimenti. Immagino che faranno come al solito un tappeto rosso molto generoso e super affollato, e sarà il momento per poterli vedere insieme sfilare davanti al Palazzo del Cinema. Con ogni probabilità i due divi sceglieranno di alloggiare con il loro seguito al Cipriani, lontano dal Lido, dove peraltro Clooney è anche convocato a nozze, e poi arriveranno nell'isola al mattino della giornata del film, sicuramente per presenziare la conferenza ufficiale, e poi la sera il tappeto rosso al Lido. Comunque è quasi tutto pronto per l'81esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Il Lido sta rispondendo bene, direi di sì, è cambiato un po' l'atteggiamento. Mi sembra che ci sia molta più disponibilità e pazienza, e tutti aspettano la mostra come il grande evento che caratterizza la vita del Lido nell'estate di ogni anno. Le camere ci sono o ve ne mancano ancora? Le camere mancano purtroppo. Questo è il vero grande problema della Mostra del Cinema, dover fare i conti con una ricettività alberghiera che ogni anno è più ridotta, anche perché Venezia è sempre più piena, quindi si fa veramente fatica a trovare sistemazione per tutti gli ospiti. Mi aspetto che ci sia una grande partecipazione, e soprattutto mi auguro che i film che noi abbiamo scelto siano condivisi e apprezzati anche da critica e pubblico. Per quanto riguarda i film italiani, come saranno? Spero che quest'anno piacciono di più di quanto non sono piaciuti per esempio lo scorso anno. Spero, di trovare il conforto della risposta dei critici e pubblico. E domani dalle 17:45 siamo ora alla nostra programmazione e trasmetteremo un appuntamento particolare su Antenna 3, in diretta la Varia di Palmi, antichissima e partecipata festa religiosa che ogni anno attira nel paese calabrese decine di migliaia di persone, un gemellaggio tra Media Nord-Est e Video Calabria. Ed è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, a tutti una buona serata, arrivederci.